Quando faccio Giorgetto di Grazie. Allora si prega gentilmente quelle persone in piedi che sono qui alla mia destra, vi dovreste sedere perché disturbate la signora Giovanna, ai bambini, lo sapevate già. Questa è la cricca del Viagra. Chi più ne ha più ne mette. Allora, siamo pronti per dare inizio allo spettacolo. C'erano delle persone handicappate che dovevano passare lì con una carrozzina, con qualcosa. Se c'è, se li vedete, siete già a posto? Dovreste venire qui davanti. Allora fateli passare, fate la cortesia. Sì, però non gridi troppo, signore. Se no dicono che sto facendo le parti a lei. La faranno passare, adesso la faranno passare. Fate la cortesia, chi se la trova davanti se ne liberi. Hai visto le battute come vengono? Rallentare la corsa. Abbassare i volumi della giostra a destra. Quindi siamo pronti a dare inizio allo spettacolo. Fate prima accomodare quelle persone che vi stavo dicendo. State facendo qualcosa? Sì, sì, sì. Allora intanto vorrei pregarvi gentilmente tutti quanti di cantare con me questa canzone. Proviamo, Tanti auguri a te, forza. Tanti auguri a te, tanti auguri a Davide, tanti auguri a te. Davide è il nostro tastierista in piedi che oggi compie 18 anni. Ai miei tempi avrebbero detto Zagodin di Spius. Oggi noi invece diciamo la sarsa grecia, brigadini che si preoccupano per Allora Davide alle tastiere, Vittorio al basso, Gianni alla chitarra, Franco alla batteria, al mixer di palco Massimo e poi c'è Barbara per la cronaca è mia figlia. Vedi come si rinforza l'applauso come dico mia figlia. Bene, a tutti buon divertimento. Jordan in the city, walking for a man every night and day. Then I never lost 1 minute sleeping. What about the way think you might have been? Big when keep on turning. Proud Mary keep on burning. There we roll. So we're rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Non si sente niente di voi. Tanto ho detto di pirri pipì! Vabbè te Dio, ti ritiri di lì. Se no non c'è gusto. Se il comitato fa spegnere dietro lì perché siamo troppo disiscappati. Comitato c'è, sì. C'è il comitato. Tanto ho detto di pirri pipì! Più tiritirosi, dai!
Tanto dai, biribibi! Porta il cedo! Un'altra volta ancora per coprire lui! Perdonate i biribibi! Ciao! Vai con la musica! Vai maestro, Solo giochetto di birri piace alle donne dell'azione cattolica. Mamma mia, quanti donne intorno a me. Oh mamma mia, che succede, che succede? Queste donne si innamorano perché sono bello, sono brutto, chi lo sa? Questo fascino che c'è dentro di me fa scattare la molla dell'amore, ma neanche 7 metri. C'è un postino delle poste che mi sta guardando male perché la sua bella innamorata si baghette tutta presto. Dai con le mani! Moriranno le zanzare! Oh mamma mia, quante donne intorno a me. Oh mamma mia, che succede, che succede? Il postino col cognato appresso a me mi minacciano nei guardia di dicembre. Questo fascino che c'è dentro di me fa scattare la molla dell'amore, ma neanche 7 metri. C'è persino un toronaio che mi sta guardando male perché la sua pelle è tutta presa e tutta pazza innamorata di me. Mamma mia! Peccato che c'è quell'albero in mezzo! Siamo ecologisti, se no l'avremmo tolto. Mamma mia, peccato che sono nato in Sardegna, dovevo nascere in America. Perché? Perché io questa canzone che ho fatto non l'ho fatta vuoto a perdere, l'ho fatta per salvare la gente cioè l'umanità, salvarla dagli incidenti di auto. Poi direte perché, chissà come, quando, a che ora è. Allora ve lo dico io, noi siamo abituati a quel clacson di macchina che in strada ci fa sempre bibi, ti giri, sta macchina a faccia. È vero, noi quando sentiamo un clacson tendiamo a girarci e ci prende proprio la macchina in pieno. Invece ci vuole un clacson che ti avverte, che ti dica bibi, ti sposti senza girarti e la macchina sbatte al muro. Ma ve lo immaginate? Oh, l'ho presentato per uscire assieme alla moneta unica, non me l'hanno accettato. Non me l'hanno accettato, io dovevo nascere in America, veramente. Avrei inventato tanti tipi di clacson, qui materiale per clacson non ce n'è. Sì, volevo inventare quel clacson per chiamare le donne, che uno fa bebè vieni da me. È una cazzata. Io ci ho tentato, veramente. Comunque io dovevo nascere veramente in America, invece sono nato da questa famiglia di contadini, gente loffia, gente che la mattina presto si alzavano, andavano a lavorare
e mi lasciavano buttato in questa culla, un bambino bellino come ero io. Qua sei bello tu allora. Un bambino bellissimo, gli occhi color miele, e allora occhi castagna, avrege. E lì buttato nella culla, piccolino piccolino piangevo, e i parenti che mi guardavano venivano lì davanti alla culla e si mettevano sopra così, vedevo queste facce enormi con questi occhi brutti che mi guardavano e mi parlavano così. Più piccolo eri, più stringevano la bocca parlando. Oh, il primo giorno parlavano così. Ma te l'aspettano io? Invece poi piano piano allargavano, parlavano. Che età potevo avere? E continuava a chiedere, età? Ma vai lì, vattene, età! 10 giorni, 3 giorni, ma che cosa età? Ce n'era uno che diceva, e dove è andato papà? Dov'è papà? Ci vuole sa furca sarà papà, cosa ne so io dov'è papà? E cosa ti porta papà? E che merda! Se ne andavano a lavorare cosa mi portavano? Niente mi portavano. Una con un mazzo di chiavi si metteva lì davanti così. Oh, questo deve essere scemo. Era scema veramente, l'ho incontrato da grande, con queste chiavi, sembra un tacchino. Camminando da sola. Oh. È quello che mi faceva la doccia tutte le mattine, veniva lì. Un odore di brodo masticato. Odore di formaggio con i vermi morti chissà da quanti giorni. E me li spruzzava addosso, mi metteva la bocca qui. Tutte queste cose le ho dovute sopportare io da piccolino. E il pannolino di allora, 9 metri di pannolino, ce ne stava di merda. Facevi la cacca, ti arrivava dritta dritta ai piedi perché ti fasciavano tipo mummia, dai piedi fino al collo. Quando ti prendevano in braccio facevano la cacca andava dal collo ai piedi, la mischiavano bene, mamma mia, mi dico su un pasto. Non era possibile, era un intercapedine di merda, cioè, cercate di capire. D'inverno ancora, caldo, di merda, però caldo, ma d'estate questa cosa inacidiva ti faceva questi arrossamenti nella schiena, nella pancia, dappertutto. E allora non c'erano le cure di oggi. Oggi c'è la pasta fissa, allora c'era acqua fissa. Una passata di acqua ti lasciavano tutto il giorno col culetto fuori, aspettando che gli arrossamenti passassero. Sì, veramente, una cosa, gli argomenti. E oggi la cacca l'ha fatta bella. Bella merda, dicevo, cosa bella può essere? Aspettando che gli arrossamenti passassero, ti vedevano nudo e cominciavano a fare domande. E cos'è quella cosa che c'hai lì, Con questa faccia allegra, cos'è quella cosa che c'hai? Cosa non lo vedi? Cos'è? Anguilla o che cos'è? Quello che è! Non finiva lì, un altro quiz. E quando sei grande a chi la dai? A zia Mariuccia o a zia Pinuccia? E pitico su fame io. Se la dai a zia Mariuccia te la taglio. Con le forbici in mano. E non è che ne hai una di ricambio. Non era possibile. Poi mi ricordo il periodo che sono sceso dalla culla e che cominciavo a camminare, a toccare le cose, sembrava un prestigiatore. Sì, toccavi una forchetta, una voce diceva non toccare cacca! E neanche toccato, già è diventato cacca. Toccavi la stufa, cacca! Il telefono, cacca! Non tutto è merda, Ma non lo so io, non è possibile. C'era mia sorella gemella che correva da una parte all'altra, io non potevo correre, ero rachitico, ero nato male. E lei correva da una parte all'altra, io volevo toccarla per farla diventare di cacca, non sono mai riuscito. Non è possibile. Poi ricordo questi amici di famiglia che venivano a casa
Buongiorno signor, piacere di conoscerla, bel bambino, quanti anni hai, cosa fai, dove vai? Ma va a cagare, ma cosa... Se ti vedevano mangiando qualche cosa si avvicinavano e ti dicevano te lo mangio. Oh, gente grande, oh, non è mica gente grande, caffoni, non è possibile. Oppure ti rincorrevano, facevano dove l'hanno imparata questa cosa qui? Non lo so. Poi quando ti prendevano facevano l'opalala, che è la cosa più brutta perché ti tirano in alto. Noi abbiamo i soffitti bassi in Sardegna. E obrala, s'abbofila. E obrala, c'ho la marca del lampadario qua io. Non ci credete? Ho scoperto che i sardi non sono bassi, sono ricraccati da questi opalala. Evitate di fare gli opalala, oh gente, perché l'ultimo opalala che mi hanno fatto a me, stavano mangiando carne di maialetto o di pecora, non lo so, le mani unte, tutte piene di grasso, bambino, opalala, slittao. Mi hanno trovato dopo 3 giorni in un terrazzo. Peggio detto di pirribibì! A tempo, siete dormiti, oh! Peggio detto di pirribibì! E che già mi ritiro. Buonasera, non l'ho detto a te, ignorante. Sono venuto qui per cercare mio nipote che dobbiamo andare a comprare i torroni, non si vede. Siamo disperati. Bambini, state zitti che sto parlando al microfono. Se no voi scendete giù dal palco. Ci sono i fili della corrente lì, forza. Renzo spiritoso. Forza, scendete giù che non avete più di scudo a terra, là. Scendi giù da lì. Scendete! Dale che l'ha fatto? Vai giù là, sei con questa caccia di quando tu. Questa è maleducanza. Questa caponeria rusticana. Sono venuto a cercare mio nipote, poverino, che la mamma l'ha mandato a comprare il torrone, siamo disperati aspettando. Voi lo sapete che con i tempi che corrono, sentite i tempi correndo, con i tempi che corrono aspettare i bambini in casa senza sapere dove sono è pericoloso. E allora uno pensa che gliel'hanno rubato, pensa che magari si è fermato chissà dove, boh, lì. E allora siamo lì disperati, io non potevo neanche uscire perché sono in lutto. In lutto sono, se n'è andato poverino, si è andato su fumo a fatto. Poverino, che quando una donna è in lutto e la vedono in giro dicono il marito è morto e già ci chiede cosa. E già lo sapete che è così, che in paese la gente critica. Quando 2 anni fa una ragazza parlando la gente l'hanno messa incinta. Abbiamo passato di lingua. Gemelli ha fatto. Oioia. E io quando c'era mio marito già uscivo, perché lui aveva la macchina, mi diceva siedi in macchina, io non ci sedevo, non ci stavo nella macchina, perché gliel'avevano regalata quelli dell'autoscontro. Era piccolino e non ci stavo. E allora lui mi diceva dai, no, vai. Lui era piccolino, già ci stava, era alto 1,40 m. Però già era attrezzato come i grandi. Piccolino, già di Ruvenia sono. Era bravo lui poverino, un uomo veramente buono.
prendeva lo stipendio e lo portava tutto a casa, nei bar non si fermavano, era veramente un uomo come si deve, poverino. L'avevano preso a lavorare nell'immondezza, aveva vinto il concorso per l'altezza che aveva, perché lui essendo bassottino ci arrivava a raccogliere prima degli altri. E poi aveva il dono di natura che aveva i piedi piatti e camminava strascicando. Quando arrivava a casa aveva già un mucchio di immondezza davanti. Diciamo che lui senza fare niente aveva già il lavoro fatto, poverino. Che bravo che era. Si era comprato il cavallo perché correva a cavallo lui, un cavallo della Giara, piccolino, e andava a correre la Sartiglia Oristano. Quando c'è la tromba che sa lui con la spada correva col cavallo per prendere la stella, che c'era la stella col buco, lui con la spada la doveva infilzare e arrivava lì. I bambini gli buttavano stelle filanti coriandoli negli occhi per farlo cadere. E lui correva e soffiava per mandare via le stelle filanti, correndo col cavallo. Arrivava dove era la stella, infilava, non la prendeva mai, meschino, perché i bambini muovevano il filo. Perché c'è una maleducanza. Sì, è attaccata l'ignoranza, la maleducanza e la cafonanza e l'imbecillanza. Poverino, allora lui poverino era morto, cioè attenzione che stava cadendo un palo lì. E bene il sorriso, inizi a racconto. Ride bene chi ride col palo in testa. Faccia lei da palo, signor Paolo. Signor Paolo. Sono abbandonato. A posto? L'avete fermato? C'è la corrente lì, mamma mia, se prende la corrente diventi piccolo piccolo tipo portachiavi. Non si riesce a fermarlo? Dategli una mano, sei 70.000 è un uomo meschino. Ma sapete se lo troviamo meschino? Può capitare, l'aria brutta esce sempre, non si sa mai. Vabbè, chi è che ti fa profumati oggi? Nessuno. Anche se mangi deodorante è lo stesso. E allora stavo dicendo, mischietto, mio marito è morto tornando da prendere le lumache. C'è chi muore andando e chi muore tornando. Senti, lui è morto tornando. Erano andati in campagna su Corre Strasburgo, lontani 8 km, lontano, gridando in campagna: ho trovato 10 lumache facendo l'amore! Ma non andate immodandosi. E l'altro: io ne ho trovato 10 con le corna fuori! La faccia scrovetto, tutto con rudes. E allora così si divertivano, poverini, si divertivano gridando così. A un certo punto mio marito si è fermato a fare acqua, a pisciare, insomma, si è fermato. Lei più bello di Pivisciolare, poverino, si è sentito questo grido, ha fatto bravo, e cade a terra. Cade a terra, poverino, arriva l'amico, le dice: cosa c'hai, cosa c'hai? Lo prende a schiaffi, lo sveglia perché era svenuto. E le dico, e lui: sto morendo. Cosa è successo? Sto morendo. Già l'ho capito, ma cosa è successo? Mi ha mossecato la vippera. E dove ti ha mossecato? Lì. Lì dove? Là. E là dove? Lì. Però non si capiva dove era lì e dove era là. Ma dove ti ha mossecato? Qui. E non si capiva perché lui non si poteva muovere, perché il veleno l'aveva fatto diventare paraliquido. Poverino, non si poteva muovere. E diceva solo lì, là, qui. Era tutto un qui lì, qui che non si capiva dove era il là. Alla fine, dopo una ventina di mezz'orette, si è capito che l'aveva mossecato proprio lì, nella barallicca. Poverino, piangeva che voleva morire. Bambini, adesso fate da bravi qui davanti, che devono sentire anche quelli davanti. Non mettetevi a parlare inutilmente. Devo raccontare quello che sto raccontando, se parlate voi non parlo io. E allora poverino, lui diceva sempre che voleva morire, e l'amico gli ha detto: vado a chiamare il dottore un attimo, e aveva detto un attimo, 8 chilometri.
Allora lo convince, comincia a correre nella campagna, correva, saltava i muri di pietra, c'erano i rovi, si rovinava tutti i pantaloni, saltava e c'era un cancello, sale sopra il cancello e quando era sopra il cancello non era già aperto. E almeno provalo, no? E allora continua a correre, lo rincorrono due calmi. Allora lui accelera e arriva in paese. Arriva nell'ambulatorio, era pieno di gente, pieno zecche, ha detto permesso. E lì c'era una donnetta, permesso agli Buddha. C'è un mio amico che sta male, anche se crepa, lei e lui. Ma me ne frega niente, siamo dalle 7 della mattina buttate qui e non passa nessuno. Allora lui sfonda la barriera, entra dentro, c'era il dottore venga, c'è un mio amico che sta male. Me lo porti qua. Il dottore è a 8 chilometri. Che cosa? L'ha musicato una vipera. E allora va dove il suo amico deve succhiare dove l'ha musicato la vipera. Il dottore. Così è, se lo vuole salvare deve succhiare e sputare, se no muore lei se mangia il veleno. Succhia e sputti. Allora comincia a correre nuovamente nella campagna, corre, i cani non c'erano più, se l'erano mangiati 2 uomini di quarto. Continua a correre, meno male che il cancello era aperto. E alla fine arriva dove era mio marito che era buttato in terra, che pigolava sempre più piano. Come stai? Sto morendo. L'hai chiamato il dottore? L'ho chiamato, ha detto che devi morire. Razza di amico, eh? Grazie signore dell'applauso, lo solo lei, grazie. Poverino. Non c'è più l'amicizia di una volta. Una volta per un amico uno si buttava anche nel pozzo. Adesso neanche il pozzo ti fanno. Poverino. E allora siamo andati lì a piangerlo. Chi piangeva a destra, chi si spostava poco più a sinistra. Era tutto un piangisteo, poverino. C'era uno che diceva io torno domani a piangere. E allora siamo andati a comprare la bara. Oh, una bara, 3 milioni e mezzo. Ho detto cosa c'è? La televisione dentro, ciao. E giocava a pure, ce n'erano da 4 milioni, da 5 milioni. E se l'aveva saputo mio marito neanche morto era. E come fai? Una corona 900.000 lire. E però già muore scoronato, no. Non era possibile. Il carro funebre 40.000 lire a chilometro. Poi una ci butta a usare dopo, no. Ma quando avete l'ultimo viaggio fateglielo gratis, meschinetto. Niente, volevano 40.000 lire a chilometro. Non era possibile, no. Lui voleva essere cremato, poverino, voleva essere cremato, 6 milioni la cremazione. Gli ho detto piccolino, lo fate parzialmente cremato, viene bene lo stesso. Ha detto lo porti Arborea da zona, una sorriduo ci volte. No? Quando i morti non sono di loro, ne approfittano. Oh, tutto il seppellimento veniva a costare la bellezza di 18 milioni. 18 milioni mettendo il morto noi. Non fa parlarne. Ma quando mai questi prezzi così non è possibile? Noi non potevamo spendere quella cifra. Il mio marito era pensionato, io ero pensionando. Quindi non potevamo spendere 700-800 mila lire. Gliel'abbiamo detto a quello delle bare, al barista. Ha detto per 700 mila lire si ha 4 maniglie, se le attaccate al morto e le portate senza cassa. A babbo, maleducati, non fa. Poverino, allora ci ha aiutato la Proloco. È venuta la Proloco, hanno visto il morto, hanno detto ci vuole una bara per nani. Allora hanno telefonato a Barumini, Baressa, Barate di San Pietro, Bari Sardo, Bari Continentale, Bari in nessun posto. Volevano comprare bare per nani, non ce n'erano, quella da bambino gli era stretta. E allora niente, alla fine l'hanno messa in una bara grande e c'era mezza bara vuota, lui non riempiva. Ce ne stava un altro. Solo che nani non è che ne muoiono tutti i giorni, muore uno all'anno. Quando muore anche, cosa facciamo? Aspettiamo un anno, aspettando un anno. Così mio marito si guasta e lui è fresco. Poi vogliono pagare lo stesso tanto. Alla fine hanno deciso chiudiamo la bara così.
chiudono la bara e si sono dimenticati di mettere una cossa nei piedi, perché c'era la scala, 8 piani di tromba delle scale, scendendo le scale mettevano la bara in un modo e scivolava dentro, si sentiva dentro la bara, nell'altro piano e sbatteva l'altra. Dico, tenetela un senso e invece lo tenevano a senso alternato. Ogni piano era e sbatteva, ogni piano 2 volte sbatteva. Insomma, alla fine andiamo nella camera mortuaria, al cimitero, aprono la bara e non l'hanno più trovato. Dopo 2 giorni l'hanno trovato dentro il cuscino. Era diventato un pacchettino così piccolino. Allora l'hanno stirato, è diventato fine. Ma meglio lui che a me. Bene. E adesso in casa non è che sono sola, ho questa figlia che ha questo figlio che va a comprare il torrone e non torna a casa, e c'ho una figlia da sposare, una figlia bellissima, se la vedete, 56 anni. Però non è toccata. È come l'anguria, come le tocchi fa tra, si sferra. Poverina, non ce n'è più così, poveretta, una brava ragazza, bella, c'ha quasi tutti i capelli castani, c'ha gli occhi ce li ha nocciola e la carnagione pistacchio, sembra un torrone, se la vedete che bella che è. Si è messa anche i denti nuovi, sì, perché glieli prestava la cugina, la dentiera gli prestava, solo che gli era larga. E allora quando cantava doveva cantare solo canzoni spagnole con le nache. E si è messa questi denti nuovi, solo che gliene hanno messo 16 sopra e 27 sotto. E glieli hanno sbagliati, li hanno messo quelli davanti e di dietro. Quando ride sembra una ratta. E mastica con i denti davanti e goia con quelli di dietro. E adesso l'hanno presa a lavorare al ristorante, aiuto cuoco. Ogni tanto si sente il cuoco e poi aiuto, si vede che gli passa vicino, si spaventa. Però è bella, se ti abitui è bella, veramente. E adesso ha imparato a fare le polpette. E infatti la carne la macinano lì, gliela mettono in bocca con tutti quei denti. 2 colpi fa tra, già avrà questa polpetta. Sputa nel pane cartugiato, certe polpette così grandi. Senza uovo, leggere, perché lei c'ha la saliva che scendeva. Altro che gusto era a Pau. Poverina. E adesso ha imparato a fare il polpettone da dietro. Arrivederci, io vado, se lo vedete mio nipote mandatemelo, Arrivederci. E qui, Questo? Per Luigi, sì. Vabbù. Si è rotta. Allora su. Imito le voci anche a distanza così. Gentili signore e signori, buonasera. Allora, sta andando tutto bene. C'è molta gente. Là in fondo sentono meno perché purtroppo ci sono questi alberi, non purtroppo gli alberi devono crescere un pochettino, fra 4 anni si vede tutto. Gli alberi saranno più alti. Allora, bambini, una barzelletta per bambini. Esistono le barzellette per bambini, barzellette per cani, per gatti? Sì, veramente, cioè non è uno scherzo, capita e succede quando capita. Allora, c'era una volta una bambina, leva queste luci perché fanno così, Luigi, li vedo da qui, fanno così. Ecco che così vedono solo me. Salomè. Allora c'era una bambina che al primo giorno di scuola, dopo un'ora di lezione, tira su la mano. Signora maestra, cosa c'è? Mi fa andare a pisciare. Maleducata, non si dice mi fa andare a pisciare. E io è il primo giorno di scuola, non so come si piscia. Si dice, signora maestra, mi fa andare a fare un filino di pipì e la maestra ti manda. Ma io volevo fare un cordone di cacca.
Siete voi che dovete applaudire i bambini, non gli altri. Oh! Braccio in concerta, ma siamo all'asilio. C'era una volta un bambino che disse alla mamma: Oh mamma, perché non mi compri una sorellina come me l'avevi promesso 3 anni fa? Figlio mio, per fare i bambini ci vuole tempo, bisogna parlare col papà, bisogna programmarlo e poi adesso sembra che con la rottamazione ce ne danno 2, bisogna aspettare. Dai, fammela io, dai, senza rottamazione, dai, fammela. Ti ho detto che non fai da brava, se no mamma ti sbatte al muro. Però me l'avevi promesso, dai, fammela. Non fa! Sono solo, vai a giocare con Mauretta. È piccola e si rompe, dai, fammene una. Non fa! E poi la cicogna ha detto che non ne porta più. E allora cambia uccello. Ah, i barzelletti. c'era una volta una signora che va dal medico. Signora, buongiorno. Buongiorno dottore. Come va? Come va? Andando sono. Cosa c'è? Sono frigida. Frigida? Da quanto tempo, signora? Da prima. Quindi da molto. E anche di più, Signora, allora si spogli, si metta sdraiata. Intanto il medico prende dei guanti, li calza e tocca. Sente qualcosa qui, signora? Non sento niente. E qua? Nulla. E qua? Niente. E se faccio così? Sento il rumore. Si leva i guanti, prende un anticoncettivo, lo calza e da buon medico. Signora, sente qualcosa? Non sento niente. Dopo un'ora il medico è tutto sudato, spettinato. Signora, non sente proprio niente. Non sento nulla. 2 ore, spettinatissimo, sudatissimo. Signora, ma non sento proprio niente. No, sento odore di gomma bruciata. Capita. C'è un'altra signora che va dal medico. Dottore, buongiorno. Buongiorno signora, come va? Male. Cosa c'è? Sono un po' giù di morale, sto male come malattia di sotto. Cosa? Male ai piedi? I piedi già stanno bene. È più in alto che mi fa male. Male alle ginocchia? Metto la testa in mezzo alle ginocchia, cosa bene? Una mutanda? Sotto la mutanda le campa campa. Signora, mi dica più o meno i sintomi. Dottore, ho vergogna. Vergogna signora, insomma siamo fra 4 mura. Ma c'è la finestra aperta. Avanti signora, mi dica più o meno. E sono anche un po' giù di morale perché è morto l'amico di un amico di mio marito, poverino, e siamo giù di morale. Vabbè, ma mi dica un po' i sintomi. Questo amico cos'era per voi? Era molto amico perché è morto con quella pastiglia nuova, con la Viagra. Ha preso questa pastiglia, l'ha succhiata, gli è diventato il collo duro duro, invece doveva ingoiarla, poverino, poi ne ha preso un'altra, è diventato duro lui, poi è morto, l'hanno messo nella bara e non riuscivano a chiudere la bara. Alla fine è venuto il falegname e l'hanno chiuso con la sega, ma guarda, non è possibile, 7 seghe le hanno fatte. E siamo tristi per quello, non sappiamo più. Ma signora, mi dica allora più o meno i sintomi della sua malattia. È come se avessi fuoco in mezzo alle gambe. Ho capito, lei essendo una donna mediterranea è un po' caliente. Caliente, potete scottante. Signora, con suo marito nell'arco delle 24 ore quante volte copula? Siamo sempre copulati, andiamo a letto alle 8, lui attacca alle 8:05 e va avanti fino all'1 di notte, sempre operando
Poverino, poi a luna si ferma, si beve un bicchiere d'acqua perché gli prende il sciutore alla gola molto. Dopo che si bagna la gola va avanti ancora 2 orette, poi dormisce, poi va a lavorare, quando rientra da lavorare mangiamo, dopo mangiato lui fa ancora 2 volte l'amore, io faccio i piatti neanche lo vedo perché sono girata. E così è l'arco della giornata nostra. Ho capito signora, diciamo che lei è affetta da ninfomania acuta. Sì, dottore Acuzza, è pericoloso questa cuzzore. Signora, ci sono tante signore così come lei, però lei ce l'ha più accentuato. E l'accento male fa, dottore. Adesso vediamo, le darò delle pastiglie, lei si calmerà un pochino, così starà meglio anche suo marito. Se vede mio marito, poverino, sembra uno straccio per lavare per terra. Adesso lo sto usando per spolverare, però non serve lo stesso. Com'è la malattia, dottore? Ninfomania. Maria Nifre. No, ninfomania. Me lo scrivo in un pezzo di carta, che glielo voglio insegnare a mio marito, perché lui mi chiama Bagassa. Fateli passare, se no non ti sciacquano. Ciao. Capita. Quando è pieno le bucciucco. E muore se questo me l'ho già comprato su questo duce. Non me lo ricordo più, se vuoi venire a raccontarla, dai, vieni. Allora, c'era una volta un signore che assieme al figlio dovevano andare a trovare la nonna di questo bambino e siccome la nonna abitava molto distante, per andarvi prendono un taxi e durante il viaggio, mentre il tassista guidava, tra padre e figlio discutevano. Oh babbo, cos'è quella luce che si vede là in fondo? Quella luce è la festa di Santa Greca di Decimo. E che cosa fanno alla festa di Santa Greca di Decimo? Cosa fanno? La festa. E ma cosa c'è nella festa? C'è l'autoscontro, c'è la giostra che fa sempre tu. E poi ci sono le bancarelle, poi c'è il Luna Park con la ruota panoramica, poi ci sono i torronai, i pesci vendoli, i pesci mangi, i pesci comprali. E perché non andiamo? Non andiamo perché nonna ci è aspettando. È vero, via. E quell'altra luce di là cos'è, babbo? Quello invece è il aeroporto di Esmasa. E che cos'è il aeroporto di Esmasa, babbo? È dove ci sono i perecchi. E i perecchi cos'è, babbo? Perecchi è il Rio Prani. Il Rio Prani cos'è, babbo? Gli aerei. E gli aerei che cos'è, babbo? È quel tipo bolivolo che vola, tipo elicottero, no? Ah, quello che l'aereo. Quello lì, l'aereo. E come fa l'aereo, babbo? Già mi tocca di farne di cose, io. E noi fammi l'aereo. L'aereo è nella pista così. Pronto per volare. C'è il comandante arrabbiato perché è in ritardo. E allora dice attenzione a tutti i personaggi a bordo dei propri posti che in questo momento dobbiamo già partire che siamo bava. Allora lei è pronto per partire. Lei è pronto per partire. Allora, sbrigatisi con le valigie che siamo già in ritardo da più di molto. Allora lei è pronto per partire. Attenzione, le cinture di sicurezza si allacciano così, tricchidi tracchidi, le uscite di sicurezza sono lì e lì, così. Allora lei è pronto per partire. Attenzione, il salvagente è sotto la poltrona, gonfiarlo solo fuori dai finestrini, chi lo riesce a gonfiarlo c'ha un culo così. Allora lei è pronto per partire, lei si sta sollevando in questo momento. Attenzione comandante che vi parla, siamo dopo le nuvole, prima non c'erano, adesso ci sono. Se come vedete sulla destra c'è la Corsica, dall'altra parte invece c'è la Corsica e sotto uguale. Allora lei è in altissimo. Attenzione, chi vuole Coca-Cola a ruotare fuori. Allora lei è
alto, alto, attenzione, il comandante vostro che vi parla, come vedete siamo a 20.000 piedi, se sentite puzza è per quello. Allora l'aereo è in alto volando, deve cominciare a scendere. Allora sta scendendo, attenzione, il comandante che vi parla, prepararsi con i documenti stretti ai denti, che l'anno scorso è caduto l'aereo, non abbiamo riconosciuto nessuno. Allora l'aereo è scendendo davanti alla pista. Attenzione, spostarsi alla pista perché l'altro giorno con l'ala abbiamo accorciato le basette a 1. Allora l'aereo scende, sceso. Che bravo che sei, babbo, non risbigli. Ma cos'hai, studiamo? Mamma gira, quarto per il sesto, Carbonia, gira. Sembra che hai studiato. E senti, quel fuoco, perché l'hanno acceso di là? Quel fuoco è un copertone di camion che lo hanno incendiato perché c'è una donna che abita lì, poverina, il marito non le ha fatto il caminetto in casa e lei soffrisce il freddo, poverina, e allora non sa come riscaldarsi, si è acceso il copertone e gli ha detto al marito: se tu non mi fai il caminetto in casa, mi accendo i copertoni, non ti faccio minestrone. Allora quell'uomo è cattivo, vero, babbo? Cattivissimo. Bambini, però babbo, quell'uomo allora è molto cattivo. È cattivissimo. E perché quella donna c'ha la gonna corta, babbo? C'ha la gonna corta perché il marito non gliel'ha comprata a lunga, è cattivo e si riscalda perché ha la gonna corta. Però babbo, vicino a quella donna ci sono molti uomini. Però è vero. E ci sono uomini maleducati e lei gli dice: andatesene via che il fuoco è mio, me lo gestisco io. Interviene il tassista: signore, guardi che è importante che il bambino sappia che quella è una prostituta, il bambino sta crescendo, ascolta, lei qui faccia sotto davvero, per favore, va, qui, faccia solo. No, ma è importante, il bambino cresce, oggi i tempi stanno cambiando. Oh, la smette o me ne scendo a piedi? Ma guarda un pochettino, chi paga sono io, faccio quello che voglio, io faccio il babbo e lei fa il tassista, d'accordo? Ma guarda l'ignoranza e la maleducanza di questo qui. Ma ti sembra, bambino, figlio mio? È vero, lei guidi e boh. Cos'è, babbo, la prostituta? La mamma del tassista. Ci vediamo fra anche meno, subito. Grazie. C'è troppa gente nella festa. Sembra una fregatura, sembra uno scherzo. Però alcuni credono che bevere sia facile. Non è facile, uno beve perché a volte la provenienza della famiglia, dei vicini di casa che rompono le scatole, che uno per non ammazzare allora dice bevo. Così è, purtroppo è così. E non ci sono dottori che ti curano perché quando vuoi un dottore per curarti costa troppo, oppure il dottore ti dice non tiri su il gomito, e allora tu impari a bere così e ti fa male lo stesso. Un altro dottore che dice lei viene alla beve lontano dai pasti. Sì, la danneggiana in cortile, la pompa in cucina e ti fa peggio perché scende a caduta e scende molto e allora non puoi guarire e noi dobbiamo lottare per salvare la gente che beve alcol. Sì, bisogna salvarla perché non ci sono cure. I medici sono capaci a dire a te stia attento che l'alcol è un veleno che ti uccide lentamente. E gli alcolizzati dicono ma noi fretta non ne abbiamo. E allora che cosa ci hanno curato alla fine? Loro? Ma che aspetta ci hanno curato? Siamo noi la popolazione che dobbiamo combattere per salvare la gente. Faremo un grande concerto, ci raduneremo tutti quanti in coro
Lo chiameremo questo concerto 30 ore per la vigna. Grazie. Dove tutti daremo il nostro contributo e metteremo soldi e così la gente non beverà più alcol. Canteremo le canzoni più belle. A me il medico mi ha detto: lei deve fare, per smettere di bere, grandi passeggiate. C'ho il bar a 8 km, non dovrei bere. No, non c'entra niente. Ho fatto Cagliari-Sassari a piedi. Oh, ognuno va dove vuole. Io sono andato a Sassari, partito da Cagliari alle 6 della mattina, alle 7 di sera vedevo a Sassari come se fosse ancora lì. Vicino, vicino, si vedeva l'imbrunire il sole che stava calando da una parte e la luna dall'altra e si vedevano sembravano due stelle, erano due motobiciclette. Di quelli ragazzi che partono alle 7 di sera, che passano a bordo strada e se vedono un uomo camminando, lo passano vicino con la motocicletta, con la ruota davanti, nuovo ancora, mai toccato in terra. Quello che impenna. Passano vicino e ti buttano nel fosso. È vero, lo facevo io da ragazzino. E allora non c'era motobicicletta, c'era l'asino che correva. Correvo con l'asino, passavo vicino, è vero, l'asino non impennava solo se vedeva l'asino femmina, se no non impennava niente. E questi qui, furbi, mi volevano buttare nel fosso a me, o Sassarese, quando erano vicini. Mi sono messo in mezzo alla strada, così me ne passano da una parte o dall'altra, li frego, ragazzi che me li porto. Mi sono messo in mezzo alla strada, un disastro, era un camion. A momenti lo spaccavo in due, e preso proprio così. Dovevate vedere, vedevo tutto al rallentatore. Ruote che volavano, parafanghi pieni di fango che volavano, tutto al rallentatore, i vetri volavano tipo sale, si vedeva tutto volare, le ruote di scorta, un portafoglio volando una mano dietro, avevo un occhio in tasca dell'autista, uno specchietto del camion in tasca, è arrivata l'ambulanza piangendo. Sono scesi dalla macchina in due, il signor Rambo e il signor Lanza, la razza famiglia, ladroni, sì. Mi hanno rubato i soldi dalle tasche dentro la loro macchina, ladroni, sì. Mi hanno appeso un bottiglione di vino con una pompetta e un ago nel braccio, per ubriacarmi il braccio, non si fa. E allora l'ambulanza è partita. Ci ha impiegato anche meno, eravamo lì proprio, arriviamo all'ospedale, la mala sanità, dovevate vedere lo schifo della porcheria, c'erano i dottori sopra le suore sotto i dottori e le infermiere, tocca a me. Maleducanza, non è possibile, non si può in questo modo assistere alla guarire della gente. Io ho buttato lì con tutti i cerchietti fuori posto della carrata rotta, piangendo, dottore mi salvi chi può. E allora mi hanno preso e mi hanno portato in sala operatoria e allora lì mi appriscono e controllano, dopo anche prima. Cioè, sembravo guarito, l'indomani dolori, mi aprono lo stomaco, hanno lasciato un portacenere con 2 sigarette accese nello stomaco, non si può, non si fuma quando, e questa è la mala sanità,
Non è possibile. E allora se mi hanno riportato in sala, guariscono, sembravo guarito. L'indomani ancora dolori. Dottore, sono malato! Mi portano nuovamente, apro un cellulare acceso. Non si può, con questi telefoni stanno prendendo alla mazza, non fa. E allora a un certo punto sembravo guarito, l'indomani ancora dolore. Dottore, ho detto, dottore, o mi mettete una chiusura alla lampa o cambio ospedale. Non si può. Scusate se porto lo zaino, ma vendono tutto attaccato, maledetto zaino adesso. E poi d'inverno lo porto anche per i dolori reumatici, ho la borsa dell'acqua calda dentro. Guarisci e cammini. E vi stavo dicendo, bisogna salvare gli alcolizzati. Canteremo queste canzoni nei grandi concerti tipo Woodstock. Canteremo. C'era un ragazzo che come me beveva il litro di sbottiglione, girava i bar di qua e di là e poi finiva dal medico. Stop col bottiglione, stop col litro, stop, nel petto un cuore più, ma 2 cirrosi o 3. Questa era di Gianni Morandi. Già morirà, Gianni Morandi, ci morirà. E poi c'è quell'altra canzone che fa: si rompe il bicchiere, ma la botte no. Più forte, si spacca, bottiglia e bicchiere, ma la botte no. Io perché bevio così, bevio per pienirmi fin qui, ma la botte no. E qui andava l'applauso. Che dobbiamo abituare la gente a applaudire qui quando faremo il concerto. Questo invece era di Arbore. Poi c'è quell'altra che fa: voglio una vita ubriacata, di quelle che compri vino molto da nascondi sotto il letto, sotto il guardaroba, cucina in casa di nonne, così non mi tocca nessuno niente mai. Voglio una vita che me lo bevo. Questo è di Fiasco Rossi. E poi c'è quell'altra che fa così: sei un mirto per me, sei un mirto. Questo non è mio, è di Zed Pires. Comunque siete avvertiti, faremo questo grande concerto. Io adesso sembro guarito, quando c'è umidità mi prende a sgonfiore allo stomaco. E a volte ho dei disturbi proprio disturbosi, fastidiosi, veramente, è un macello, i dottori cercano di intervenire. Primo sgonfiore. Se mi dà la lente sannate. Fastidioso CSU, costavo. Arrivederci.